Siete pronti per un'altra ricetta da figlio di marinara? Il brodo di pesce da figlio di marinara. Perché mo a cominciare a fare fritta e ci scarsiamo questo bello brodo di pesce. Pigliamo una padella, mettiamoci l'acqua e un filo roglio. Altrimenti facciamo cuocere e andiamo a pulizzare i nostri pesci. Vi ricordo che non importa quali pesci sono, la cosa importante, sapete qual è? Che hanno essere fresca. E aggiungiamo le lische insieme al brodo e facciamo cuocere tutto questo. Quando è pronto, lo andiamo a filtrare. Spezziamo i spaghetti e caliamo l'indobrodo. Poi ci mettiamo i filetti di pesce che abbiamo preparato prima e li facciamo cuocere anche loro nel brodo, ma giusto pochi minuti. Andiamo a impiattare questa specialità, Quando arrivava l'inverno, a casa la figlia di marinara era di obbligo olio extravergine cuocere da sé, perché a me mi piace assai cuocere da sé. E che meraviglia!